Ho visto su, quando che va a tirare fuori e basta. E ai pompieri che va a tirare fuori. Il canastro là, il mezzo canastro là. Il dolore negli occhi per una persona che ha perso la vita mentre stava lavorando, il dolore di chi sa quanto può costare il lavoro della terra. Mancavano pochi minuti alle 8 quando il piccolo borgo di San Luca Tribano ha assistito senza nulla poter fare alla tragica morte di Nicola Tecchio, 59 anni, imprenditore agricolo di Este, che stava completando la raccolta delle barbabietole in questo campo. L'imponente macchinario agganciato al trattore stava proseguendo il suo lavoro quando si è inceppato. Esperto, l'uomo, che era accompagnato anche dal figlio, è andato a vedere cosa fosse accaduto. Sbloccato il macchinario, il nastro ha ripreso la sua corsa, trascinando il 59enne all'interno senza lasciargli scampo. Vani i disperati tentativi dei soccorritori, che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Subito sono iniziate le indagini dei carabinieri della compagnia di Abano Terme e dello Spisal, presenti sul posto con i sanitari del SUEM 118 e con i vigili del fuoco. Il macchinario è stato sottoposto a sequestro. Grande il dolore di tutta la comunità. Questo è un momento veramente triste e tragico. La sicurezza in alcuni casi è proprio un filo tra la vita e la morte, qualche volta non è codificato tutto quello che capita, quindi è una problematica che dobbiamo valutare sempre con molta attenzione. Nel fondo Tecchio stava lavorando come terzista con la sua attrezzatura, un imprenditore di grande esperienza. Persona scrupolosa che tra l'altro è a suo tempo sì un terzista, ma uno che ha anche capacità, che ha terreni suoi, che ha portato avanti la sua azienda sempre con molta attenzione. Un fazzoletto di terra, quello coltivato a barbabietole all'interno di un'azienda che rappresenta un fiore all'occhiello del territorio. Il settore agricolo è un settore molto ricco e molto povero, la terra dà tanto ma toglie anche tanto e spesso i soggetti che vivono della terra devono fare degli apprestamenti culturali. La barbabietola dalle nostre parti praticamente è inesistente, però per i cicli culturali viene introdotta proprio per dare possibilità al terreno di rigenerarsi.